Quest'estate aspetteremo di più la posta e alla posta. I lavoratori di Poste Italiane del Veneto sono in stato di agitazione e all'Assemblea regionale di Mestre hanno deciso il blocco degli straordinari e della flessibilità dal 23 luglio al 22 agosto. Possibili scioperi a settembre. Problema principale la carenza di organico in Veneto sia nei recapiti che nei servizi allo sportello. Oggi questi problemi si acutizzano in maniera forte durante il periodo estivo. Quindi l'azienda tenta di assicurare il servizio col poco personale che c'è nel recapito e fa fare le ferie chiudendo servizi al pomeriggio o lasciando aperture giorni alterni durante il periodo estivo. I disservizi postali vengono segnalati quotidianamente e spesso finiscono su telegiornali e giornali, ma sostiene la SLC CGIL, la dirigenza veneta delle poste li nega, bollandoli come invenzioni dei sindacati. L'apoteosi di questo problema è in un disservizio che viene dato alla cittadinanza, con utenti che non hanno più il recapito della corrispondenza a casa propria e in maniera regolare, così come ci sono il funzionamento a singhiozzo degli uffici postali per cui le persone sono costrette a inevitabili code. 10 le assunzioni a termine di portalettere per tutto il Veneto per il periodo estivo. Un disastro, dice la CGIL, mentre i lavoratori sono esasperati anche perché davanti a qualsiasi disservizio la clientela si scaglia sull'ultima ruota, il dipendente. La dirigenza veneta di Poste Italiane, dice la SLC CGIL, deve prendere le giuste misure alternative a questa situazione.